Monfalcone ha detto stop al passaggio dei tir per il centro cittadino. Tutto il Consiglio Comunale ha votato unanimemente la mozione, ma FVG Strade e la Regione non ci sentono, come ci spiega il sindaco Silvia Altran. Esatto, noi abbiamo delle grosse difficoltà, i manufatti che sono appena stati completati anche nella nostra città, le rotonde, sono oggetto ovviamente di grandi disagi, vengono messe fuori uso in breve tempo proprio per la percorrenza di di carichi pesanti. Dobbiamo chiedere con forza tutti assieme, tutti i comuni assieme, che si ponga fine a questo problema. Poi va detto che i raccordi ferroviari ci sarebbero, ma non vengono utilizzati perché, come sappiamo bene, c'è qualcuno che mette le mani in troppe marmellate o Nutella e i risultati si vedono. Esatto, il porto di Monfalcone nella fattispecie ha uno scalo ferroviario a ridosso del porto stesso, si potrebbe usare il tracciato ferroviario, l'imbocco dell'autostrada è lì vicino, ci sono tutti gli strumenti, ma chiaramente sui carichi pesanti l'uso della ferrovia sarebbe il mezzo più auspicabile anche dal punto di vista ambientale, quindi io non capisco perché non si riesce a mettere mano a questa situazione. Senta, quali sono le non risposte che riceve dall'alto? C'è questa ignavia, sembra che tutto sia difficile, che non si possa, non si riesce a fare. Sono anni ormai che noi chiediamo di risolvere questa situazione, quindi bisogna trovare il modo di costringere le ferrovie a fare il loro dovere e bisogna fare in modo che quello che non può passare attraverso ferrovia passi attraverso l'autostrada, non attraverso i centri abitati. Ci sono stati diversi incidenti anche gravi alle persone, non soltanto nel mio comune, ma io ho parlato anche con i sindaci dei comuni limitrofi, abbiamo dei grossi problemi su questo fronte, quindi chi deve gestire i trasporti in questa regione deve mettere mano a questa situazione.